Venete, il governatore Zaia, ospite di 20 e 10, non posso impugnare il decreto altrimenti falliranno, ma bisogna includere nell'operazione anche i 205.000 azionisti. Incendio in un'abitazione di Montecchio Maggiore, a dare l'allarme 2 ragazzini svegliati dall'odore e dal calore delle fiamme divampate nella stanza vicina alla loro. Recuperato senza vita dai vigili del fuoco di Verona il corpo di un sub scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Garda, si tratta di un 48enne modenese. Tragedia sabato a Feltri, un motociclista trevigiano ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Honda. A Mogliano, dove viveva, ha avviato una gara di solidarietà per aiutare i figli dell'uomo. Operazione antidroga dei carabinieri di Padova, 4 persone sono finite in manette, sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Farra di Soligo sotto shock per la tragica morte di un 50enne rimasto schiacciato dal trattore nella vigna di famiglia. L'uomo lascia la moglie e 3 figli piccoli. Manifestazione ieri dei veneziani alla grido Mino vado via. In 2000 hanno manifestato a favore della residenzialità in un lungo corteo da fondamenta dell'Arsenale a Riva degli Schiavoni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la vicenda Popolari Venete, perché mentre inizia l'iter parlamentare per il decreto che dovrebbe di fatto trasferire i 2 istituti di credito a banche intese, inizia anche la trattativa tra azienda e sindacati per la questione esuberi. Intanto il governatore del Veneto, ospite di 20 e 10, spiega: da presidente della regione non impugnerò il decreto banche, altrimenti anche correntisti e obbligazionisti rischiano di perdere tutto. Il 10 luglio, spiega sempre Luca Zaia, si va alla conversione e l'obiettivo in Parlamento sarà quello di includere anche gli azionisti. Sentiamolo. Se garantiscono già tutti i risparmiatori, tutti gli obbligazionisti che sarebbero cancellati se ci fosse bail-in, ci resta solo una categoria, che è quella degli azionisti. Si potrà, per l'amor di Dio, è pur vero, trovare una soluzione? Ad esempio, io dico, ci sono degli azionisti che sono investitori professionali, ma altri che sono assolutamente dei risparmiatori. Allora, io mi sospettisco solo per una roba: se vedo battaglie che vogliono demolire tutto. Perché a demolire a prescindere, dice. Dico, facciamo in modo che entrino gli azionisti in questa partita. Senta, Presidente, quindi non impugnerà il decreto, che è una delle cose che le hanno chiesto dalle... Ma guardi, il tema dell'impugnativa del decreto è una possibilità che c'è, ma nel momento in cui si impugna il decreto, se la partita cade nel momento, vuol dire che dopo 2 istanti dei dati che abbiamo oggi in essere, si va al bail-in, si va al fallimento. Nel momento in cui le banche vengono liquidate, tutti i conti correnti vengono salvati fino a 100.000 euro e tutti gli obbligazionisti vanno a 0, cioè perdono tutto. Cioè, io non penso che ci sia nessuno che si possa assumere una responsabilità del genere, ma lo dico col cuore in mano. Se ci fosse qualcuno che riesce a argomentare diversamente, ma nel momento in cui si impugna, se si fa cadere l'accordo, accade questo. Ed ora la cronaca con 2 incendi divampati nelle ultime ore nel Vicentino, il più grave quello scoppiato in una abitazione di Montecchio Maggiore, a dare l'allarme 2 minorenni. I dettagli in collegamento con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Sì, infatti 2 incendi nel giro di poche ore, salvata per miracolo da una frase pronunciata da 2 fratellini, una famiglia di Montecchio Maggiore nella cui abitazione di Via Lovare è divampato un pauroso incendio attorno all'1:30 della scorsa notte. Mentre i genitori si trovavano al piano terra, infatti, con amici, i piccoli sono scesi lamentandosi per il caldo insopportabile che c'era nella camera da letto e per rumori strani che li avevano svegliati. Subito gli adulti allora sono corsi al primo piano e si sono accorti che la loro stanza e il bagno attiguo erano completamente invasi dalle fiamme. È scattata l'allerta ai pompieri, che sono intervenuti con 4 automezzi e 12 persone, hanno lavorato fino all'alba prima di riuscire a domare il rogo, le cui cause sono ancora da chiarire. Intanto l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Poche ore più tardi invece un altro incendio ha provocato danni
molto ingenti alla conceria Mastrotto di via Seconda Strada, e siamo invece ad Arzignano. Ad accorgersi delle lingue di fuoco sono stati gli operai appena arrivati al lavoro. In fiamme le pelli e un macchinario, è stato avvertito il 115, i pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a spegnere tutto, l'area è stata messa in sicurezza, i danni, dicevamo, ingenti, ammontano a decine di migliaia di euro. Questo per il momento è tutto. Grazie a Vanessa Banzato. E un altro incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 20 nell'ex centro sportivo di Via Fava a Verona. Le fiamme, un alto fumo nero, come vedete nelle immagini, si sono alzati in cielo, visibili da tutta la città. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con 8 mezzi e 28 uomini che hanno lavorato tutta la notte prima di riuscire a domare le fiamme che hanno fatto collassare il tetto della struttura. Già 6 anni fa un altro incendio era scoppiato nello stesso stabile. Rimangono da chiarire ora le cause del rogo. Ed ora ci spostiamo a Verona con la cronaca. Recuperato il corpo del 48enne disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Garda. Un tuffo finito in tragedia, il drammatico epilogo di un giro in motoscafo con la moglie. Si sono concluse nella notte le ricerche dell'uomo scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Garda, in provincia di Verona. Per lui non c'erano ormai più speranze. Dopo ore dalla sparizione si cercava solo un corpo senza vita. La vittima è un 48enne originario di Novi, in provincia di Modena, Maurizio Bertolini, che ieri aveva noleggiato insieme alla moglie un motoscafo per visitare il lago di Garda. Si era a un certo punto tuffato in acqua nella zona al largo di Punta San Vigilio senza più riemergere. La moglie, che lo aveva perso di vista, ha atteso lunghi interminabili minuti, quindi ha dato l'allarme. Immediato l'intervento di Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Idroambulanza del 118 e Squadra Nautica della Protezione Civile, ma per il 48enne non c'era ormai più nulla da fare se non recuperarne il corpo, individuato dai sub dei volontari del Garda di Salò a 213 metri di profondità. L'esame del cadavere potrà fornire elementi utili per capire se l'annegamento sia stato causato da un malore improvviso o da una qualche altra circostanza. Poco dopo le 8:30, vigili del fuoco intervenuti in autostrada lungo la A4 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, subito dopo le gallerie, per un tamponamento che ha coinvolto 5 mezzi, 4 autovetture e un furgone, 2 le persone rimaste ferite. I pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza le vetture e soccorso, assistito 2 donne rimaste coinvolte nel tamponamento, in attesa che arrivassero sul posto i sanitari del 118. Un'altra persona è stata medicata sul posto. Per i rilievi la Polstrada, insieme a loro anche gli ausiliari dell'autostrada e il soccorso stradale. Durante le operazioni di soccorso il traffico, seppur rallentato, ha continuato a scorrere su entrambe le corsie. Incidente questa mattina anche a Mestre. Con ogni probabilità c'è stato un problema di rispetto della precedenza all'altezza dell'intersezione tra Viale San Marco e la rotatoria di San Giuliano, che ha coinvolto ancora una volta il tram, decretando inevitabilmente lo stop al servizio per quanto riguarda la linea T1. L'impatto poco prima di mezzogiorno, mentre il convoglio CTV pare fosse in uscita da Viale San Marco con direzione Piazzale Roma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Un senzatetto a Verona ha trovato un portafogli smarrito da un 91enne contenente 1.000 euro in contanti e i documenti. Lo ha restituito al legittimo proprietario dopo aver contattato la polizia. L'uomo, residente a Casteldazzano nel Veronese, ma di fatto senza fissa dimora, non disponendo di un telefono cellulare, si è rivolto ad un'infermiera del Policlinico di Borgo Roma per riferire del ritrovamento. Gli agenti delle volanti hanno recuperato il portafogli con i soldi e i documenti e si sono recati a casa del proprietario, un anziano appunto del 1926, che in stato di agitazione stava cercando in casa quello che non riusciva più a ritrovare. L'uomo ha incaricato gli agenti del commissariato di consegnare 150 euro al senzatetto in segno di riconoscenza. E adesso ci colleghiamo con Valentina Visentin, che sta seguendo per noi la conferenza stampa dei Carabinieri di Padova, che hanno eseguito un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 4 persone. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno da Padova. È stata una settimana di serrati controlli da parte dei carabinieri della città, un'operazione antidroga che ha coinvolto tutta la provincia e la prima periferia. In manette 4 persone, 2 tunisini che sono stati fermati al casello autostradale di Padova Ovest con della cocaina in sasso. Uno di loro è anche un albanese residente a Limena. La droga era destinata alle piazze del Padovani. I carabinieri poi si sono concentrati anche sulla tratta degli autobus della Classida che dalla Spagna portano alla Romania e hanno scoperto così che alla fermata di Serbazzano Dentro in provincia di Padova una coppia formata da una 23enne romena e da un 21enne tunisino stava trasportando in città ben 7 panetti di marijuana per un peso complessivo di 7,5 kg. Anche questa droga era destinata alla città. I carabinieri assicurano che anche nel periodo estivo i controlli antidroga verranno intensificati sia nella città che nella provincia proprio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Valentina Visentin. Farra di Soligo, siamo in provincia di Treviso, sotto shock per la tragica morte del 50enne Massimo Canel, rimasto schiacciato dal trattore mentre stava lavorando nella vigna di famiglia. Morto schiacciato dal trattore, 34 anni dopo il padre, anche lui vittima di un incidente nel vigneto, a poche decine di metri di distanza. Farra di Soligo piange il suo geometra contadino, Massimo Canel, 50 anni. Ieri mattina, poco prima delle 10, stava lavorando nella vigna di famiglia in via Credazzo, quando il trattore che trainava in quel momento un atomizzatore ha sbandato compiendo una curva su una ripida discesa. Il terreno, reso scivoloso dalle abbondanti piogge, non ha retto e il trattore è stato sbalzato verso l'alto dal peso del macchinario agganciato alla parte posteriore, ricadendo ha schiacciato Canel che nel frattempo era finito a terra. Il 50enne è morto sul colpo. Nulla hanno potuto i soccorsi immediatamente chiamati dai familiari. Sulla dinamica e su eventuali responsabilità indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto e gli ispettori dello Spisal. Titolare di uno studio in centro a Farra, Canel lascia la moglie e i 3 figli e un intero paese sotto shock, visto che il 50enne, molto conosciuto e stimato, era una delle anime della rassegna Rive Vive, nata proprio per valorizzare il territorio del Prosecco. Ed ora la morte a Feltre di un motociclista moglianese sabato pomeriggio. Ebbene, Mogliano, dove l'uomo viveva, ha dato il via ad una gara di solidarietà per aiutare i 2 figli che 6 anni fa avevano già perso la mamma. Si erano ritrovati sabato mattina davanti al distributore di Mogliano, un caffè, 2 chiacchiere e un ultimo sguardo all'itinerario da seguire per quella che doveva essere una gita in compagnia in sella alla moto. Tra i centauri anche Luciana Ramini, 55 anni, di Mogliano, sul sedile del passeggero un'amica. Nessuno poteva immaginare la tragedia che da lì a qualche ora si sarebbe portata via per sempre Luciano. L'uomo, all'altezza di Agnu, località di Feltre, avrebbe perso il controllo della sua Honda, finendo a terra. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare, l'impatto gli è costato la vita. In prognosi riservata la 50enne che viaggiava con lui. Un dramma che si è abbattuto su Mogliano, lasciando tutti sotto shock. Ma il trauma per la scomparsa di Luciano ha lasciato posto ad una gara di solidarietà che ha coinvolto tutto il paese per aiutare i 2 figli dell'uomo di 20 e 17 anni che 6 anni fa avevano già vissuto il dolore per la perdita della mamma portata via da una malattia. Gli amici motociclisti del 55enne hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i 2 ragazzi, rimasti orfani di entrambi i genitori. Ed ora le immagini dell'incidente che si è verificato ieri pomeriggio, poco prima delle 18 a Belluno, lungo la provinciale all'altezza della frazione di Levego. Pesante il bilancio con 4 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Coinvolte nello scontro avvenuto in un tratto rettilineo 3 auto. A causare il frontale il conducente di un Audi, un 54enne bellunese che viaggiava con la compagna, 46enne, che avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi prima con un'Opel Corsa condotta da un 61enne e quindi con la Chrysler di un 50enne di Jesolo. Ad avere la peggio proprio i 2 occupanti dell'Audi, trasportati nello soccorso in rianimazione rispettivamente a Belluno e a Treviso. La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte di Antonio Carollo, 55enne di Tiene, folgorato mentre riparava il microonde di casa. Aveva provato a riparare il microonde nel salotto di casa. All'improvviso però qualcosa è andato storto. Antonio Carollo, 55 anni, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione.
a stroncarlo, probabilmente una scossa elettrica. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo per capire per quale motivo il salvavita non sia entrato in funzione. Ad accorgersi di quanto avvenuto e dare l'allarme è stata la moglie che viveva con lui in un'abitazione di Thiene. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era già più nulla da fare. Ora la magistratura ha anche disposto il sequestro della casa. Oltre all'esame autoptico, la Procura ha anche chiesto una perizia tecnica sull'impianto elettrico e sul dispositivo salvavita. Ancora disordini notturni nel cuore di Jesolo. Ormai i residenti sono esasperati. Forze dell'ordine al lavoro nella notte tra sabato e domenica a Jesolo. Almeno 2 principi di rissa e altri disordini che hanno dovuto sedare e che i residenti sostengono essere troppo frequenti. È possibile che si sia trattato di una lite tra spacciatori per il predominio delle zone della città, tra i cittadini extracomunitari. Il fenomeno dello spaccio infatti è diffuso soprattutto nella zona di Piazza Mazzini, con i pusher che si aggirano di notte anche lungo la spiaggia. Ma non è tutto. Sembra infatti essere fuori controllo anche la situazione degli addii al celibato, sempre più numerosi e senza freni, con concerti in pubblica piazza fino a notte fonda, talvolta anche all'alba. In Piazza Mazzini è stata istituita una postazione fissa dell'ULSS 4 per contrastare l'abuso di alcolici e l'utilizzo di stupefacenti, ma non basta per fungere da dissuasore. Ci fermiamo adesso, qualche minuto di pubblicità, poi torniamo con altre notizie dal Veneto.